Buonasera a tutti. Buonasera e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Come state? È un piacere intanto ritrovarvi. Siamo ovviamente in compagnia anche delle Sibylle, come sempre. Abbiamo le chiacchierine qui con noi per questo spazio per una domanda gratuita alla quale appunto vi rispondo in ordine di arrivo. Vi ricordo appunto le poche semplici regole per interagire in questo spazio. Innanzitutto vi ricordo gli appuntamenti. Abbiamo adesso mercoledì con il Marietto Veneziano sul suo canale YouTube, dunque saremo appunto, cioè sarà lui alle 20:30 sul suo canale, dunque se non dovessi riuscire a rispondervi io potete sempre provare anche sul canale presso il canale YouTube del Marietto Veneziano. Mi raccomando, se ancora non lo conoscete, cercate il Marietto Veneziano e lo trovate, viene proprio fuori il suo canale su YouTube. Vi ricordo inoltre che poi torno con la diretta venerdì, dunque se io non dovessi essere riuscita a darvi una risposta questa sera e volete una risposta da me e dalle mie Sibille, tornate venerdì sempre alle 21:30, l'appuntamento è sempre allo stesso orario. Mi raccomando, la domanda deve essere chiara, dovete mettere molto chiaramente il vostro nome, la vostra data, se chiedete per un'altra persona il nome e la data, non mi interessa luglio 83, non mi interessa febbraio 98, non mi interessa gemelli, non mi interessa, voglio la data, il nome e la data, molto semplicemente. Cos'altro dirvi? Contattatemi in privato se desiderate un consulto personale, un approfondimento di 45-50 minuti. In quel caso sono ben lieta ovviamente di approfondire non solo con le Sibille ma anche con la radiestesia e l'astrologia, sia nella versione antica sia nella versione moderna, dunque potremmo guardare veramente da molte prospettive la situazione e andare a fondo delle cose. Un'altra cosa, appunto, vabbè, un consulto a un costo di 20 euro, dunque se siete interessati contattatemi tramite WhatsApp. Per quanto riguarda eventualmente domande su ritualistiche e cose del genere, non scrivetemi in privato su WhatsApp o nei messaggi, rispondo solo ai commenti del video e non mi chiamate da un numero nascosto perché non rispondo ai numeri nascosti. Bene, ricordo ancora, scrivete una domanda chiara, niente doppie opzioni perché con le Sibille la chiave di interpretazione è insita nella domanda, dunque se la domanda non è chiara è difficile interpretare anche la risposta delle Sibille. Detto questo, mi raccomando, lasciamo spazio alle persone nuove, ok? Tutti hanno diritto di porre una domanda, è chiaro che lo dico soprattutto ai nuovi del canale, cercate di venire presto perché io rispondo in ordine di arrivo e rispondo ovviamente nell'arco di mezz'ora, 40 minuti, dunque grazie Marietto. Dunque è chiaro che prima arrivate e più possibilità avete di ottenere una risposta. Benissimo. Comincio a salutare i partecipanti o comunque le persone che mi hanno scritto. Francesco, buonasera. Buonasera Vale. Buonasera Maria. Buonasera Perla. Buonasera Marina. Buonasera Katia. Buonasera Salli. Buonasera Angelica. Buonasera Chiara. Buonasera Katia. Demitra, che però ha cancellato il messaggio, ma comunque buonasera anche a te. Buonasera Alma, buonasera Silvia, buonasera Teresa, buonasera Tiziana, buonasera Vanessa, buonasera Spidi, che è Anna Laura, ciao cara, buonasera Marietto, Marietto caro, Tiziana, Anna, Sara, ciao Sara, buonasera Silvia, buonasera Nancy,
Ok, le ho già salutate. Buonasera Lara e Ludo, Emanuela, buonasera Duilia, buonasera Duilia. Cherubino, che sarebbe Riccardo. Oh, bene, quanta bella gente questa sera, mi fa piacere. Allora cominciamo subito perché ho già perso 5 minuti preziosissimi. Allora, cominciamo dalla prima domanda, è di Vale. Allora, leggiamo. Devo procurarmi... No, no, scherzo. Allora, Vale, buonasera Ilde, Valentina, 14 aprile 86, vorrei sapere se riuscirò a raggiungere i miei obiettivi che tanto desidero. Allora, premetto, lo faccio sempre, ogni volta che vedo una domanda che mi permette e mi dà il là, vi ricordo che le sibille non danno una risposta definitiva perché le sibille amano raccontare gli eventi, dunque ci fanno capire che indirizzo prende la nostra vita, quantomeno con le variabili in gioco nel momento in cui interroghiamo le sibille. Dunque ci dà una proiezione di quello che sono i prossimi eventi più probabili. Ma le cose da qui per esempio a un anno possono cambiare completamente, dunque noi le interroghiamo per vedere più o meno il prossimo periodo, va bene Vale? Se poi invece vorrai veramente vedere come, quando, perché sei liberissima di contattarmi per un consulto e approfondiremo. Allora, intanto non sappiamo neanche quali sono gli obiettivi, ma va bene. Chiediamo alle Sibille, dunque Sibille per favore ditemi se Valentina, 14 aprile 86, nel prossimo periodo riesce a raggiungere i suoi obiettivi, o almeno qualcuno dei suoi obiettivi. Diteci come vanno le cose, grazie. E via. Allora, abbiamo un taglio un po' a metà, è un po' buono, un po' brutto. Dunque, allegrezza, il cuore è il nemico. Sicuramente c'è qualcosa che non devi sottovalutare. Probabilmente, ok, ecco adesso compare, qualche ostacolino. Allora, partiamo dalla linea del passato, la prima carta militare, dunque c'è una grande determinazione e anche la tua determinazione ha cominciato a farti raccogliere qualche piccolo frutto. Già, diciamo che già ha avuto inizio nel passato recente, vedi che c'è proprio l'avvio di un nuovo inizio, quantomeno un nuovo accordo, però qui abbiamo un attimo un primo stop, non so a quale dei tuoi obiettivi si stia riferendo, però c'è un momento nel tuo passato recente dove hai avuto forse qualche rimpianto, qualche ripensamento, oppure ti sei sentita sola nel progetto, oppure comunque ci sono state delle situazioni al di là della tua volontà per le quali ti è rimasto solo di prenderti le tue responsabilità e andare avanti. Dunque diciamo che è comunque un buon inizio, non è del tutto male, perché un primo avvio, un primo slancio c'è e anche qualche piccolo risultato. Vediamo adesso. Ora sei in attesa o di trasferirti, o di fare un viaggio, o di cambiare le cose, ma secondo me, visto anche questo, io non so se stai pensando di trasferirti all'estero o comunque di andare veramente da qualche altra parte. Devo dire che comunque, qualunque sia il cambiamento in atto, è molto vicino ed è molto positivo. Abbiamo questa carta della costanza. Dunque diciamo che già le sibille si sbilanciano parecchio. Dunque evidentemente qualcosa che era in avvio già nel passato, a parte un momento forse di riflessione o di stop, ci stanno annunciando che questa cosa in avvio sta per prendere corpo. Allora, probabilmente comunque ci parla di cose molto positive, un qualche dispiacere, devi anche tenere in conto che magari un grande cambiamento ti porterà poi di fronte ad alcune situazioni non sempre tutte positive.
dipende anche da quali sono i termini di questo cambiamento o di questi risultati, di questi obiettivi che tu hai, però come se nel prossimo futuro comunque vedi che è sempre positivo, però c'è forse l'arrivo di una notizia che ti manderà in confusione, probabilmente riguarderà la soluzione di qualche problema oppure l'assistenza nei confronti di voi. È solo un momento di confusione, di preoccupazione, di discussione, magari non sarai, sai, come dire, il fatto di esserti concentrata tanto sui tuoi obiettivi, sulle tue cose, ti ha un po' allontanato rispetto a qualcuno e dovrai riprendere, come dire, vedi che comunque la carta del dottore è una carta che indica sempre l'intervento di qualcuno, cioè chiedere l'aiuto a qualcuno per sanare determinate situazioni. Può essere un avvocato, può essere un dottore, può essere anche solo di prenderti cura appunto di una persona. Vediamo un pochettino, domestico, giovane fanciulla, amica, falsità. Allora, sicuramente hai anche del sostegno, non sei completamente da sola, qualcuno a te molto vicino e che cerca di darti una mano, può essere un fidanzato, può essere un amico caro, può essere un fratello, può essere un padre giovane d'età, insomma una figura che ti vuol bene e che ti sostiene nei tuoi progetti futuri, che ti ascolta, però attenta perché devi cogliere il momento giusto, dunque essere molto tempestiva, comunque aspettare, essere guardinga, attenta, mi raccomando per i tuoi progetti, valuta bene. Comunque mi sembra una stesa piuttosto favorevole, cioè, a me sembra proprio che tu abbia deciso di andare a vivere da qualche parte, lontano. Allora, andiamo un po' avanti. Katia. Allora, vi ricordo che, ve lo dico sempre, dobbiamo poi lasciare posto ai nuovi. Dunque, Katia, ti rispondo, però giro 5 carte e poi mi raccomando perché anche gli altri che si avvicinano al canale per la prima volta hanno lo stesso diritto di tutti. Dunque, siccome poi nell'ultimo periodo sono moltissime le domande e mi dispiace vedere che quelli nuovi restano quasi sempre inevasi. Ricordo, mi raccomando, ai nuovi del canale di arrivare presto, arrivate proprio in anticipo, comunque all'orario preciso, perché le domande che mi scrivete vengono appunto evase in ordine di arrivo, in ordine cronologico e dunque diciamo che quasi sempre nei primi 2 o 3 minuti sono le domande che riesco a rispondere. Allora, Katia, vediamo perché Andrea è tornato. 28, Katia, 28 febbraio 75, perfetto. Allora, Andrea, 7 dicembre del 70 e Katia, 28 febbraio 75, per favore Sibille ditemi perché Andrea è tornato. Pentito, oserei dire pentito, profondamente pentito. Solo? Beh, caspita, Marietto, stasera hai retto un quarto d'ora, Che record! Allora, salutiamo Marietto che va a dormire, ci augura a tutti buonanotte, vi ricordo l'appuntamento con lui mercoledì sera. Sì, uè. Allora, qualcuno ha la melatonina che lo aspetta, va bene. Buonanotte, grazie di tutto Marietto, ci sentiamo domani mattina, a voi augura buonanotte, la augura anche a me, va bene. Buonanotte Marietto, grazie. Allora, torniamo ad Andrea, cara Katia, e vediamo questo gran pentito che si sentiva anche parecchio solo. Vediamo 5 carte. Allora, conversazione, ladro, mercante, consolante sorpresa, vecchia signora.
Allora, diciamo che probabilmente gli mancavano anche i vostri discorsi, gli mancava forse poter parlare con te, vedi che comunque sei la persona, diciamo che comunque ha fatto parte, fa parte della sua vita da un po', dunque c'è una certa durata, c'è una certa costanza che è espressa dalla carta della vecchia signora, dunque secondo me l'accordo che comunque avevate ha cercato in qualche modo di recuperarlo, vedi che c'è una nuova tipologia di proporsi, un nuovo modo di proporsi, no? Una specie di tregua oppure una trattativa. Aspettati che comunque abbia in mente qualcosa perché vedi che c'è la carta del ladro. Comunque, consolante sorpresa, vecchia signora, penso che abbia intenzioni costruttive. Dunque, staremo a vedere. Andiamo avanti e vediamo un pochino Francesco. Francesco, ci sarà un ritorno, Francesco 13 marzo 70 e Anna 21 maggio del 76. Vediamo. Allora, Sibille, diteci se ci sarà un ritorno di Anna e se Anna e Francesco torneranno insieme. Grazie. Ok. Beh, tu sei sicuramente molto disponibile. C'era proprio un rapporto solido però fra voi. Un qualcosa che sembrava allora Francesco, dunque, diciamo che sembra tutto molto centrato su di te. Le carte hanno quasi una connotazione prettamente maschile. Se vedi, ci sono figure maschili, tu nel passato, tu al presente. Dunque ci dà già un punto di vista dalla tua prospettiva, cioè ci sei molto più tu in questa cosa che non lei. Probabilmente ha preso lei la decisione. Diciamo che allegria, fortuna, consolante sorpresa, gran signore, fedeltà compongono una linea stratosferica, è bellissima, cioè nel passato tu o non te ne sei accorto o te ne sei accorto troppo tardi o comunque ne eri consapevole, ma per te questo rapporto era fonte di fortuna e di felicità, comunque ti permetteva di sentirti un uomo a tutti gli effetti. È una stesa, è una linea molto bella. Oggi ci parla della tua grande solitudine o comunque di una specie di isolamento affettivo, un raffreddamento, vedi che c'è anche il nemico. Sai, secondo me in questo momento non credo proprio, io penso che ci sia qualcun altro nella cosa. Non so se Anna tornerà. Detto sinceramente, da queste carte non mi sento proprio di dirtelo, perché vedi che c'è anche uno stato di confusione. Sì, c'è un momento in cui sembra che un riavvicinamento sia possibile, però poi vedi che questa donna, che comunque è più giovane di te, alla fine è ferma, anche l'esito non è un granché. Amica, nemica, ladro, sospiri. Niente, sinceramente per il prossimo periodo non la vedo un'opzione possibile. È come se
non lo so, probabilmente o sei tu quello nel passato che era molto coinvolto, oppure ad ogni modo può anche essere che lei ormai sia più orientata verso altri lidi. Allora, andiamo a vedere un pochettino la prossima domanda. Sally, anche a te ricordo di lasciare spazio ai nuovi per un po', non chiedete, però ti rispondo, vediamo un po'. Riesco a fare lo spostamento che vorrei a lavoro. Federica, 28 settembre 90, vi ricordo comunque che se avete tante domande io sono disponibile in privato, potete contattarmi al 347 8702 622, ok? Allora, vediamo comunque 5 carte anche per te, vediamo se riesci a breve a fare questo spostamento sul lavoro. Allora, Sibille, ditemi se Federica, 28 settembre del 90, riesce nel prossimo periodo a fare questo spostamento sul lavoro. Diciamo, grazie. Beh, il taglio parla di una notizia, proprio di un nuovo accordo. Allora, la notizia c'è anche, forse ti chiamano anche a un colloquio per parlare di questa cosa. Potrebbe esserci un'iniziale proposta, però poi si allungano tanto i tempi e quasi quasi poi si chiude là. Non vedo un seguito immediato. Dunque, diciamo che è possibile che possa sembrare che qualcosa si vada a smuovere, ma che poi potrebbe arenarsi, vedi? Per qualche ragione sembra che poi si areni lì. Vabbè, vedremo. Andiamo avanti. Alma, sto cercando lavoro, dimmi qualcosa. Antonia, 8 maggio 76. Allora, vediamo per il lavoro di Alma, cioè Antonia, 8 maggio 76. Vediamo qualcosina. Sibille, ditemi per il lavoro di Antonia, 8 maggio 76. Grazie. Sei in attesa proprio, vedi? L'attesa del lavoro. Stai cercando, però è un'attesa positiva ormai. Aspetta. Beh, allora la temperanza qua ti darà una mano, come dire, la perseveranza continua, perché è vero che, guarda, falsità, amante, fedeltà, è già qua, c'è un gioco strano, fortuna, disgrazia. Dunque, sai, abbiamo una grande altalenanza nella linea del passato, dove sembra che qualche proposta in realtà non era affidabile, qualche possibilità che sembrava fortunata poi si è fermata improvvisamente, dunque diciamo che non c'è un qualcosa di concreto provenire dal passato, oppure se c'era già qualcosa di stabile, però era basato su una forma di precarietà, nel senso che c'era, vedi, apre con falsità e chiude con disgrazia questa linea, dunque tutto quello che c'è nel mezzo purtroppo prende qualche connotazione meno favorevole, ma vediamo. Comunque vecchia signora comunque può essere, come dire, che ho un vecchio lavoro, ho una persona con cui come dire, ma ho saltato forse la domanda di Angelica? Sì, scusami Angelica, dopo ti rispondo, me ne sono accorta adesso, ti chiedo perdono, ma Angelica stai tranquilla, finisco di rispondere ad Alma e poi ti rispondo. No, ma Angelica, ti ho già risposto un mare di volte su te, Fiorenzo, no, scusami, no, per un po' lasciamo spazio ad altri. Allora,
Dunque, qualcosa, Antonia, del 76. Sì, allora, vedi, o qui c'è una persona con la quale tu ti confidi, deve essere qualcuna comunque che gode della tua fiducia, o comunque è una situazione da un punto di vista lavorativo che comunque potrebbe essere magari il colloquio con una donna di una certa età, oppure un lavoro che hai già fatto in passato, qualcosa comunque nel presente parla di possibilità comunque di progettare, oppure addirittura c'è la possibilità che tu possa fare qualcosa o di tipo di assistenza in qualche istituto, in qualche albergo, in qualche ospedale, da qualche parte che possa giustificare la presenza di questa carta qua della casa. Dunque potrebbe essere appunto che si tratti della possibilità di fare un colloquio per un lavoro di assistenza o legato appunto a accoglienza, ricevimento, qualche struttura ricettiva. Vedi che appunto c'è un incontro, vieni chiamata probabilmente a questo incontro, l'incontro ci sarà, un po' confusionario, non troverete un immediato accordo. Probabilmente questa cosa ti lascia troppi dubbi, troppe perplessità per il futuro, sebbene prometta comunque qualcosa che può anche crescere e modificarsi nel tempo, anche in positivo. Comunque, donna maritata, sospiri, speranza, diciamo che questo tipo di colloquio o di incontro comunque potrebbe anche sì, andare bene, essere, ti ripeto, qualcosa simile a qualcosa che hai già fatto, comunque mantenere il tipo di lavoro che hai fatto finora con la tua esperienza e le tue capacità, però vedi che c'è un po' di tormento, un po' di attesa, forse diciamo che potrebbe non prendere l'avvio subito, ma poi c'è la carta della speranza, dunque diciamo che può essere anche indizio di una possibile riapertura, no? O comunque della possibilità che poi effettivamente questa lungaggine, questa attesa invece diventi un'attesa più positiva, ok? Che apre delle possibilità. Vediamo l'esito. Allegrezza al cuore, messaggero, donna di servizio, amore. Allora, sì, vedi che il lavoro c'è, la donna di servizio c'è, l'amore c'è, dunque diciamo che riceverai una qualche notizia, una qualche proposta di lavoro, perché questa è la figura di una persona laboriosa che si dà da fare, sicuramente sarà un lavoro impegnativo, non sarà di quelli dove ti annoierai, e comunque vedi che è una opportunità positiva. Bene, allora andiamo avanti. Abbiamo Silvia. Buonasera, chiedo se riuscirò ad avere presto il trasferimento di lavoro. Grazie. Silvia, mi manca la tua data. Per favore, scrivimi se non l'hai fatto. Ah, l'hai scritto 22 novembre 72, brava. Ok. Vediamo per Silvia. Allora, per favore, Sibille, ditemi se Silvia, 22 novembre del 72, avrà presto il trasferimento di lavoro. Grazie. Al momento è un tantino bloccata la situazione. Sembra che sia sotto giudizio, però che non so chi è che debba decidere, ma sicuramente non è una persona sola a prendere questa decisione, perché c'è il colloquio e il colloquio generalmente si tiene almeno fra due persone, a meno che tu non abbia un titolare con il disturbo della personalità.
dunque suppongo che stia cercando anche il parere di altre persone e che al momento dunque non... Allora, il trasferimento c'è, vedi? Viaggio, lavoro, dunque il trasferimento c'è, ok? Però partiamo da qua. Imeneo, gran consolazione, denaro, ladro e fedeltà. Allora, è possibile che questo trasferimento, questa occasione si sia già presentata in passato, ma che ti sia stata portata via da qualcun altro e dunque è stato favorito qualcun altro? Perché sembra proprio che la prima linea parli di questo, c'era una possibilità che faceva parte comunque di alcuni accordi che erano stati presi, dove comunque c'era anche un discorso a livello economico, dunque ci sarà stata anche una modifica o ci sarà una modifica del tuo trattamento economico, però vedi ladro e fedeltà, dunque o alla fine è andato qualcun altro o comunque qualcosa non è andato per il verso giusto, però lettera, amore, dunque a te arrivano delle notizie positive, però in fondo c'è sempre un'attesa, no? Ancora devo dirti che ti tengono in questo clima di aspettativa. Ma qui abbiamo il trasferimento, vedi? Viaggio, mercante, dunque proprio una cosa di lavoro e gran signore, oserei dire che o è una qualifica, è una posizione più favorevole rispetto a quella che avevi, oppure a sostenerti proprio un tuo superiore che ha stima verso di te. Comunque speranza, messaggero, domestico, devo dire che sono carte favorevoli anche riguardo a questo tuo trasferimento. Non penso che ci voglia più moltissimo, anche se al momento l'attesa ti sembra non finire mai, in realtà tutto d'una volta avrai la notizia, dunque, però guarda che l'esito non è proprio una passeggiata, perché non lo so quanto sia più favorevole questo trasferimento per te rispetto a quello che fai già. Mm? Diciamo che un po', non lo so, un po' con qualche difficoltà, forse sarà di ambientamento, forse sarà, non lo so, qualcos'altro, però è possibile che ci sia un po' qualche cosina da valutare bene, da fare bene attenzione. Allora, Teresa, buonasera, vorrei sapere se io e Ross torneremo insieme. Allora, 28 febbraio 66, Ross 22 luglio 58. Vediamo. Dunque, Sibille, ditemi se c'è un ritorno fra Teresa e Ross. Grazie. Oh, bambino in casa. Allora, secondo me sì, secondo me la speranza c'è, anche qualcosa di più della speranza. Comunque, non è una rottura recentissima, mm? Perché nel passato recente già mi parla di questa speranza, però mi dice anche, fammi rileggere le vostre date, mi dice anche che, vedi, tu sicuramente sei questa donna qua, la giovane fanciulla rispetto a lui, rispetto a Ross, e, però c'è qui, come dire, un po' di leggerezza. Anche questa carta qua parla di amori facili. Diciamo che io non so quanto sia durata la vostra relazione e da quanto andasse avanti,
però diciamo che aveva per quello che posso capire, non so se era già, non so, un rapporto dopo una precedente separazione da parte di entrambi, se eravate in seconde nozze, conviventi, no, non so nulla. Quello che ti posso dire è che nella linea del passato sembra più che altro un qualcosa di superficiale, di leggero, piacevole, bello, ma pur sempre leggero. Non c'è grande solidità. Però denaro, nemica, fortuna, pensiero. Allora, la presenza di una nemica mi fa pensare che comunque, ma non è che lui è sposato e tu aspettavi che lui, non lo so, però ad ogni modo c'era un'altra persona e c'è tuttora, però guarda che da quello che vedo le carte poi vanno verso di te, perché qua stiamo parlando di se c'è un ritorno, amore, fedeltà militare, sì, però nella segretezza, non sarà una cosa alla luce del sole. Stanza, viaggio, costanza, dunque diciamo che il cambiamento c'è, l'incontro, il riavvicinamento c'è, la costanza è una carta di realizzazione di successo, dunque c'è anche un riavvicinamento che non è soltanto emotivo, ma è anche, come dire, anche fisico. E comunque parla di una realizzazione, di un successo. Anche l'esito è coerente. Adesso la situazione è bloccata, però sembra proprio che ci sia, vedi, un buon esito, dovrebbe rifarsi avanti e comunque riaprire una specie di nuovo accordo, nuova trattativa. Allora, io ringrazio tutti per aver partecipato anche questa sera. Vi ricordo mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 20:30 c'è l'appuntamento con le sue sibille, dunque, e il suo pendolino, dunque a coloro ai quali non sono riuscita a dare una risposta, comunque do l'invito di partecipare alla diretta del Marietto, altrimenti se vi fa piacere che sia io a darvi la risposta, torno venerdì alle 21:30, sempre qui su questo canale. Dunque vi aspetto venerdì. Vi ricordo che sono disponibile per consulti privati a pagamento, un consulto ha una durata di 45-50 minuti, un costo di 20 euro, il numero a cui contattarmi è il 347 8702 622 bene, dunque vi auguro un buon proseguimento di serata e vi ringrazio tantissimo per la compagnia che ci siamo fatti. A presto, buonanotte dalla vostra Hildegard.